Siamo tornati nuovamente in studio con l'approfondimento con la CGIL, parleremo, l'abbiamo detto prima, del 1° maggio, lavoro dignitoso, e lo facciamo assieme a Sara Pasqualin, segretario generale CGIL di Treviso. Buongiorno e grazie per essere qui. E Sebastiano De Zanchi, segretario generale della FIL Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Allora, partiamo da... prima di iniziare il 1° maggio, dopo ovviamente sarà argomento di discussione qui, un infortunio sul lavoro, visto che insomma l'abbiamo detto prima, un infortunio avvenuto a Vittorio Veneto, in una zona industriale, un operaio Enel, insomma prognosi riservata, fortunatamente non è in pericolo di vita, ma l'ennesimo infortunio sul lavoro. Si tratta di un operaio probabilmente esterno. Sì, la notizia di queste ore, nel senso che è arrivata stamattina anche a noi, si sta cercando di capire, penso, le dinamiche anche dell'incidente. Il problema è che continuano ad esserci questi infortuni anche nella nostra provincia. Ieri era la giornata sulla sicurezza, quindi diciamo che inizia a essere veramente problematico le modalità in cui i lavoratori e le lavoratrici si trovano oggi a lavorare e si trovano a subire questi infortuni. Fortunatamente non c'è stata una morte, ma la notizia che è arrivata, l'infortunio è comunque grave, nel senso che si parla di schiacciamento da macchinario. Sì. Noi continuiamo a ribadire unitariamente, anche come 3 sindacati, sarà anche un argomento sicuramente della piazza del 1° maggio, perché ogni anno noi ribadiamo che oltre al lavoro dignitoso deve esserci la sicurezza sul lavoro, perché tutti quelli che vanno a lavorare devono avere l'opportunità di tornare a casa come sono partiti alla mattina. Quindi l'argomento lo tratteremo sicuramente anche nella piazza del 1° maggio, però bisogna veramente che troviamo una nuova formula di controlli per le aziende, di formazione per i lavoratori e le lavoratrici e di più attenzione, mi viene da dire, a 360 gradi per tutti i soggetti che operano all'interno dell'azienda e nei cantieri. In questo caso qui è un esterno. Sull'esterno la CGIL, poi magari ne parleremo, lo approfondiremo, ha proprio una proposta da fare sugli appalti, perché bisogna fare veramente attenzione. Noi dobbiamo fare in modo che i lavoratori, anche esterni, che entrano in determinate realtà, siano messi a conoscenza del modo in cui si opera in quella realtà in cui entrano, che sia un cantiere o che sia un'azienda, e soprattutto siano consapevoli che devono avere ancora più attenzione rispetto ai luoghi di lavoro che generalmente frequentano, perché poi quando c'è intermediazione di tanti soggetti bisogna aver ben chiaro quali sono le modalità operative per muoversi e per effettuare il proprio lavoro. Ecco, dicevi, parliamo dopo dell'appalto, degli appalti, della vostra proposta. Fra l'altro, parlando anche di infortuni sul lavoro, questo è una giornata, un anniversario, insomma ne abbiamo parlato spesso, triste, perché è il 5° anniversario della morte di Mattia Battistetti, un giovane che purtroppo è stato travolto dal peso di una gru. Ce lo ricordiamo, insomma, è la battaglia fatta dai genitori per vedere riconosciuta una giustizia che loro, insomma, hanno detto dopo la sentenza non c'è stata. Sì, noi la conosciamo bene la questione, perché noi siamo come CGIL parte civile a fianco alla famiglia Battistetti su appunto la morte di Mattia. Stasera ci sarà anche una commemorazione organizzata dagli amici e dai familiari di Mattia alla panchina che è stata messa in ricordo in piazza Montebelluna, e ovviamente la CGIL sarà presente. Però la cosa importante è quella, è questa la cosa più gravosa, che ha perso la vita un ragazzo, perdono la vita persone un po' più mature, più magari anche esperte nel mondo del lavoro. Il problema della famiglia rimane quello, rimane la morte di un familiare caro, e che è ingiustificata anche perché è brutto da dire, però se c'è una malattia o se c'è qualcos'altro ci sono delle motivazioni. Che alla mattina uno si alzi, vada a lavorare e non torni più a casa, è ovvio che questa cosa impatta molto sulla famiglia, e non solo sul presente della famiglia ma anche sul passato. Io sono dell'idea che queste morti non passano, cioè non è che con il tempo uno dimentica, uno si abitua. Io credo che la giustizia debba fare il suo corso e bisogna dare le responsabilità alle persone che hanno avuto poca cura, perché sono
le persone che poi ci rimettono la vita sui luoghi di lavoro. Quindi non scordiamoci che oggi tocca a qualcun altro, ma domani potrebbe toccare anche a noi. Sarà vedere queste immagini, insomma, di vedere i cantieri con i fiori attaccati fuori, fa veramente male e fa capire che, insomma, questa battaglia fatta dalla CGIL è una battaglia assolutamente fondamentale perché appunto le persone possano andare a lavoro senza il rischio di non tornare. No, ma infatti poi la battaglia è stata portata avanti dalla famiglia con molta difficoltà, perché ovviamente poi ogni giorno devi rivivere quella situazione, quindi è anche drammatica personalmente. Le battaglie che noi facciamo quotidianamente nei luoghi di lavoro, anche tramite i nostri delegati che formiamo per la sicurezza, è proprio per evitare che ci siano situazioni del genere, e ogni volta ribadiamo il fatto che devono essere gli stessi colleghi ad avere cura degli altri colleghi, perché veramente nel meccanismo del lavoro noi, soprattutto in questa fase che ci sono tutta una serie di problematiche, purtroppo non ci tocca mai portare buone notizie, però ci sono una serie di problematiche che ci circondano. In questa fase veramente bisogna avere attenzione e cura per la persona, cura per il lavoratore, le lavoratrici, cura per l'esterno che è arrivato all'interno dell'azienda, perché poi rimangono i fiori su un cancello e rimane la rabbia perché nessuno ha gestito quella cosa, perché poi quando scappa il morto siamo tutti a piangere, a essere sconvolti, però non ci rendiamo conto che quel momento lì dovrebbe, tra virgolette, smuovere un sentimento interno nostro e portarci a fare una riflessione e soprattutto ad attivare tutta una serie di strumenti che devono evitare che ci siano quelle situazioni. Dopodiché Mattia è un esempio, di casi ce ne sono tanti, ne abbiamo visto anche quello di questa mattina. Io so, insomma, il lavoro che viene fatto quotidianamente dai lavoratori e dalle lavoratrici nei luoghi di lavoro, perché ci tengono ad arrivare integri a casa e soprattutto ad avere un lavoro dignitoso che rispetti in primis proprio la sicurezza del mondo del lavoro. E noi parliamo proprio di questo perché il 1° maggio, festa dei lavoratori, oggi ci sarà un tema importante, quello di quest'anno, lavoro dignitoso, sì. E ci saranno qua insomma 3 esponenti importanti. Sì, la piazza... E lo facciamo vedere perché l'ho messo sul computer. La piazza è quella di Marghera, il 1° maggio è venerdì, quindi tra qualche giorno. Arriveranno i 3 segretari nazionali dei 3 sindacati maggiormente rappresentativi, quindi CGIL, CISL e UIL. Torniamo in piazza assieme, quindi è un'ottima, secondo me, anche indicazione per i lavoratori, perché il sindacato su queste partite è assieme e condivide linee politiche, insomma, anche assieme. Lavoro dignitoso. C'è questa parola che noi abbiamo usato nel volantino che vorrei anche un po' spiegare, perché dignitoso ha una serie di aspetti. Certo. Ha l'aspetto di un salario equo, cioè economicamente dignitoso, deve essere pagato per il lavoro che faccio. Oggi abbiamo tanti problemi di tanti lavori che sono poveri, che vengono pagati meno rispetto a quello che dovrebbe essere. Che vengano rispettati i diritti fondamentali, come dicevamo prima, la sicurezza, come dicevamo la dignità sul lavoro, il fatto di essere tutelati quando si va a lavorare, di avere tutta una serie di protezioni anche sociali e dialogo sociale per il lavoratore e la lavoratrice. Questo è dignità. Dignità è tutto l'insieme di queste cose, è il poter essere anche soddisfatti del lavoro che fai perché è utile alla comunità e soprattutto nella soddisfazione essere remunerato per quello che è il valore del lavoro che fai e avere una vita sociale insieme con tutti i tuoi colleghi, insieme con la comunità e quant'altro. Quindi l'attenzione di ogni 1° maggio è questa, un 1° maggio che è una festa, è la festa dei lavoratori. Poi sappiamo che le festività iniziano a essere per qualcuno una giornata di lavoro, quindi a volte forse bisognerebbe riragionare sul perché è nata quella festa e che sacrifici hanno fatto quei lavoratori e quelle lavoratrici per avere questa giornata.
Deve essere una giornata anche di riflessione. Deve essere una giornata di riflessione, a parte la grigliata che insomma io l'auguro a tutti quanti, quelli che possono farla insomma, però deve essere una giornata di riflessione su come oggi il mondo del lavoro, su come è cambiato e siccome noi dobbiamo governare questo cambiamento per cercare di essere più efficaci e su come la politica, permettimi il passaggio, deve investire nel mondo del lavoro, perché l'Italia ha grosse difficoltà negli ultimi anni, l'abbiamo sempre più viste, abbiamo tante realtà, tanti lavoratori che sono in cassa integrazione, abbiamo aziende che chiudono, l'abbiamo visto nel metalmeccanico, lo stiamo vivendo in reparti del tessile, iniziano a esserci problemi che devono essere affrontati, perché il lavoro dà dignità alla persona e dà autonomia alla persona, perché una persona che lavora e che viene remunerata può vivere una vita sociale nella comunità. Se invece continuiamo ad avere un lavoro che arretra e toglie diritto e dignità al lavoratore e alle lavoratrici, rischiamo di essere una società che democraticamente non risponde alle esigenze delle persone, degli italiani e non solo, perché sappiamo benissimo che l'Italia ormai è variegata e deve avere una prospettiva anche per il suo futuro, in un futuro difficile, in un'Europa complicata, in un mondo in cui vediamo che alcuni meccanismi economici stanno mettendo proprio a rischio la dignità delle persone e anche del mondo del lavoro. Allora, prima poi di continuare, perché leggo qua, poi lo facciamo vedere, nuove tutele, nuovi diritti per l'Italia, che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale, che non è poco. Io volevo chiedere, parlando di lavoro, parliamo di una delibera, quella sulle merci e logistica, ci sono delle novità? Sì. Positive no? No, ma ecco, ovviamente, quindi... almeno da parte nostra non sono positive. C'è stata una delibera della Commissione di Garanzia i primi di marzo, che è quella che va, in questa delibera è stato equiparato tutto il settore del merci e logistica, è stato inserito, o meglio, è stato inserito tutto il settore del merci e logistica all'interno della legge 146 del 90, che è quella che va a regolamentare il diritto di sciopero, quello che siamo abituati a vedere che regolamenta il trasporto pubblico locale o i servizi essenziali come gli ospedali ovviamente e i trasporti ospedalieri. Da parte nostra è una cosa negativa, ci si sta muovendo anche per vedere che azioni intraprendere sulla questione. Che cosa comporterà questo? Questo comporta tutta una serie di procedure ovviamente uguali a quelle che sono per il trasporto pubblico locale, quindi le fasce di garanzia, le tempistiche di preavviso di uno sciopero. Per spiegarla molto velocemente, certo. Adesso se un'azienda chiude noi immediatamente dichiariamo stato di agitazione, certo. E possiamo metterci fuori dei cancelli. Con la delibera, equiparandoci alla 146 con questa delibera, noi non possiamo più farlo, dovremmo aprire una procedura di uno stato di agitazione, fare entro 10 giorni una procedura di raffreddamento, eventualmente con un passaggio anche con il prefetto. Passati questi 10 giorni non trovata nessuna soluzione, dopo 20 giorni possiamo trovare una data per fare uno sciopero. Questo è un po' togliere quello che è il diritto del lavoratore. Toglie un po' il diritto allo sciopero, ecco. Che è regolamentato dalla Costituzione con l'articolo 40. Dove secondo il nostro punto di vista non è il non regolamentare uno sciopero, perché quando c'è stato da regolamentare quello sul trasporto pubblico locale si è partecipato alla regolamentazione nonostante non sia andata anche quella proprio come volevamo, però equiparare un bene essenziale, adesso io mi aspetto che quando compriamo un pacchettino online di un maglione o di una penna stilografica perché ci piace tanto, ritenere che quella penna stilografica sia al pari delle siringhe da portare in un ospedale, ecco, cioè, mi sembra un abominio come cosa. Tra l'altro nel nostro contratto, nel contratto del merci logistica, era già previsto delle limitazioni per alcuni pezzi del settore, appunto il trasporto medico medicinali, le forniture ospedaliere, il trasporto carburante, gli animali vivi, quindi insomma non si era, quando si è fatto nei vari rinnovi del contratto nazionale, si era già pensato che c'erano delle cose che erano da tutelare in una maniera diversa rispetto al magazzino puro di logistica nello sciopero.
È altamente impattante questa cosa qua, lo sciopero è contrattazione, l'articolo 40 della Costituzione lo prevede, è una formula singola esplicitata in maniera collettiva lo sciopero. Si può fare qualcosa, farete qualcosa come CGIL? Adesso non solo come CGIL ma a livello confederale, CISL, certo, CISL e UIL, ci si sta organizzando, ci si sta sentendo, noi ad esempio stiamo cominciando a fare quello che per noi sono gli attivi, quindi le assemblee principalmente con i delegati, per andare a esplicitare quali sono le nuove norme, le nuove regole che ci sono, che tra l'altro economicamente sono pesanti se uno non rispetta le sanzioni. E noi ci stiamo già muovendo a fare appunto gli attivi con i nostri delegati e le assemblee nei vari cantieri, perché tutti i lavoratori hanno il diritto di sapere quali sono le limitazioni e cosa vanno incontro nel caso non le rispettino. Come mai questa decisione secondo lei? Secondo me è un frutto di un post-Covid, dove durante il periodo del Covid abbiamo sempre ritenuto i lavoratori della logistica essenziali, tant'è che siamo stati forse uno dei primi comparti post-sanità certo. a correre, e io che vengo appunto, cresco nel comparto dei Corrieri Espressi. Posso dirlo di aver vissuto quei 2 anni come fosse stato un Natale perenne nel trasporto del materiale. Si esce da quel periodo, essenziale, questa parola essenziale purtroppo è girata nella testa di qualcuno in maniera errata, non nella parte economica magari da poter certo. aiutare di più i lavoratori che lavorano nel settore, ma vincolandoli nel diritto di sciopero sostanzialmente. Tornando alla questione dei infortuni sul lavoro, Sara, ti ci dicevi ci sono delle proposte sugli appalti, e tornando anche all'infortunio purtroppo di oggi. Sì, allora come CGIL noi è qualche mese che stiamo elaborando queste proposte di legge. Perché? Perché ci rendiamo conto che sta mancando nel mondo del lavoro delle leggi rispetto a un cambiamento che è avvenuto nel mondo del lavoro. Principalmente noi le proposte sono 2, raccoglieremo le firme a partire dalla prossima settimana. Una è una proposta sulla sanità, la sanità pubblica, che anche quello è un argomento a mio avviso molto vicino alle persone, soprattutto alle persone più fragili che sono in attesa nelle famose liste di attesa degli ospedali, e che generalmente si stanno rendendo conto di come la sanità pubblica sta cambiando anche nel nostro territorio, seppure in Regione Veneto noi diciamo sempre sta andando meglio rispetto ad altre regioni. Sì, tra il sta andando meglio rispetto a regione e cosa potrebbe essere, c'è sempre da bilanciare quel peso lì. Quindi dopo semmai sulla sanità ci ritorniamo perché è un argomento sentito. Poi c'è la partita degli appalti invece, che è un po' legato anche a quello che stavamo ricordando prima. Tanti infortuni avvengono in situazioni di appalti, poi magari anche Sebastiano sui reparti della logistica lui ha anche qualche esempio concreto. Però in realtà è questo. Noi abbiamo una concomitanza di lavoratori che operano nello stesso cantiere, nella stessa azienda, e che generalmente non tutti rispondono allo stesso datore di lavoro. Abbiamo anche situazioni che si stanno un po' più sviluppando negli ultimi anni, di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro nello stesso ambiente e che applicano contratti di riferimento contratti nazionali diversi, quindi anche come paga, come tutta una serie di contrattazione che esiste nel contratto nazionale. Io magari sono Sara, lavoro vicino a Daniela e io vengo pagata in un modo, rispondo a un contratto nazionale, facciamo lo stesso lavoro, invece Daniela ne ha un altro riferimento, altri contratti, un'altra azienda anche. Poi abbiamo la situazione di l'appalto che vince un'impresa, magari nel pubblico, principalmente nel pubblico, ma anche nel privato, dopo determinati canoni e quant'altro, che siccome l'ha vinta e si trova a chilometri di distanza da dove da effettuare il lavoro, subappalta ad aziende esterne. E non è detto che nella catena dei subappalti
ci siano il rispetto delle regole, il rispetto dei contratti dei lavoratori e il rispetto delle norme di sicurezza e tutto quello che ci sta dietro. Quindi fondamentalmente la proposta di legge viene fatta su tutta una serie di normative che devono andare, a nostro avviso, corrette e che devono mettere in sicurezza i lavoratori che operano in quel cantiere lì, o le lavoratrici, insomma, che si trovano ad operare in una determinata impresa, in un determinato cantiere e che devono avere le stesse normative. Quindi sia da un punto di vista di rispetto della norma tra impresa e lavoratore, ma anche nel rispetto della norma degli altri, perché nella catena degli appalti, lo sappiamo, anche qui in Regione Veneto, sta avvenendo che ci sono infiltrazioni mafiose, non controlli sulla legalità, lo abbiamo visto, insomma, anche il prefetto è molto attenzionato anche sul territorio di Treviso, spesso e volentieri manda fuori dei controlli che sono obbligatori di legge, ma si scopre sempre che c'è qualcosa che non funziona, perché nel meccanismo del passare un incarico da un'azienda all'altra si crea quella famosa massa grigia nella quale poi i controlli diventano sempre difficoltosi per i soggetti che devono fare i controlli e soprattutto per quelli che operano è facile fare azioni di seconda mano che poi ricadono sui lavoratori fondamentalmente, sui lavoratori e le lavoratrici, e poi abbiamo appalti che vanno avanti anni, che non si sa, spreco anche di risorse mi viene da dire nel pubblico, insomma. Quindi. E fra l'altro ci dicevi, sottolineavi che proprio con i subappalti si registrano un numero maggiore di infortuni. Sì, perché è anche difficile ricostruire. Diciamo che il caso di Firenze, che hanno sentito tutti perché è circolato, è stato molto gravoso, nel senso che ha fatto tutta una serie di situazioni. Lì c'era proprio un insieme di situazioni che non funzionavano. C'erano dei lavoratori che erano in subappalto dentro a quel cantiere, c'erano problemi sulla sicurezza perché chi era sopra non sapeva cosa veniva fatto sotto, c'era questioni anche di documentazione non in regola perché alcuni lavoratori non avevano neanche il permesso di soggiorno, altri addirittura non avevano fatto la formazione necessaria. Lì è stata un po' la bolla che è esplosa e che ha fatto capire che le cose in Italia non stavano andando nella direzione corretta. Quindi in realtà, partendo da dove abbiamo iniziato oggi, la sicurezza sul lavoro, perché poi ci scappa il morto, ci scappano gli infortuni. Se noi riusciamo a governare meglio i passaggi normativi e a mettere delle regole precise, e a governare anche una maggiore responsabilità di sicurezza di chi ha la responsabilità in quel cantiere, che non è, passatemi, l'RLS, cioè, perché anche lì si è trovato l'escamotage per avere il capo espiatorio. In realtà lì deve esserci un concorso di attenzione da parte di tutta una serie di soggetti che devono mettere in sicurezza il lavoratore che opera, perché oggi nell'era dell'intelligenza artificiale abbiamo i macchinari, abbiamo gli strumenti, abbiamo le modalità per far lavorare i lavoratori, le lavoratrici nelle condizioni corrette. Dobbiamo solo spingere che quei sistemi agevolino la sicurezza nel mondo del lavoro. Non serve solo aumentare l'efficienza e la produzione facendo correre di più le macchine, perché oggi le macchine fanno correre di più. Perché se la macchina corre di più, ma nel momento in cui mi si inceppa, adesso mi sposto su un'azienda, io devo aprire la macchina, non fermarla, metterci la mano dentro, voi capite che quella è una modalità che è sbagliatissima. Oggi nelle aziende lo stanno capendo, che è meglio fermare la macchina, fare l'intervento, che è meglio così piuttosto di mettere a rischio i lavoratori. Però questo percorso è anche un percorso culturale e nel percorso culturale dobbiamo metterci la faccia tutti quanti. Noi andiamo in pubblicità, però subito dopo la pubblicità parleremo degli appalti nella logistica, per capire anche com'è la situazione anche qua nel nostro territorio. Quindi ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio.
Siamo tornati nuovamente in studio col nostro spazio dedicato alla CGIL. Oggi parliamo del 1° maggio, parliamo di appalti, parliamo di sanità, di infortuni sul lavoro. L'abbiamo visto, purtroppo abbiamo aperto con la notizia di un altro, l'ennesimo infortunio sul lavoro, grave comunque, di un operaio Enel che è rimasto ferito sul luogo di lavoro, ma stiamo parlando ora di appalti. Quindi qual è la situazione invece degli appalti nella logistica per quanto riguarda il nostro territorio? Allora, gli appalti nella logistica nel nostro territorio è una situazione abbastanza complicata e in divenire. Sara prima citava la problematica del cantiere di Firenze, di quel supermercato. A monte di quell'incidente là c'è stato tutto un intervento della magistratura sul settore del merce e logistica in tutta Italia, nei grandi corrieri espressi, nei grandi player, quindi praticamente tutti sono stati toccati, dove in tutti viene ravvisata l'intermediazione di manodopera, che è quella cosa che dice praticamente che quell'appalto non è un vero appalto, è un appalto sporco, un appalto che è lì per pagare i lavoratori in un'altra maniera, ma che gli ordini e la gestione arrivano dal committente, e questo ha toccato tutti i grandi corrieri. È un momento in questi appalti qua di gran fermento, si sono trovati a dover pagare migliaia, centinaia di migliaia di euro di multe, e stanno lavorando, quantomeno i grandi, a sistemare questa cosa, a rimetterci in mano, a fare degli appalti reali con gara d'appalto. Ha toccato questa cosa, tocca anche la nostra provincia, la provincia di Treviso, ovviamente, perché è una provincia che vede molti cantieri, molti hub di logistica, sotto specialmente nei corrieri espressi, ma adesso comincia anche sotto il magazzino puro di logistica, quindi i magazzinieri di cooperative, che, come diceva Sara prima, ci troviamo di fronte a casi di lavoratori che vedono applicato il contratto merce e logistica, che sicuramente è quello corretto per il lavoro che fanno, ma spesso e volentieri a fianco c'è il lavoratore col multiservizi. Questa parola un po' che va bene per tutto, noi lavoriamo in sinergia anche con altre categorie, nel nostro caso, per dire, a Treviso la Filcams, che è quella che gestisce il multiservizi, perché abbiamo trovato appunto lavoratori nel stesso impianto con due tipologie di contratto differente. Tocca perché ci sono diritti diversi. Tanto lavoro ancora da fare, tanti passi da fare. Tantissimi passi da fare. Soprattutto la presa d'atto da parte dei lavoratori che c'è una problematica, di farla emergere, perché ovviamente a noi capita anche di girare al di fuori dei cantieri, andare a fare volantinaggi, intercettare le persone, perché dentro i cantieri, se non ci sono iscritti, non c'è la possibilità di entrare, le aziende ovviamente non ci fanno entrare, e questo poi comporta appunto le difficoltà nella risoluzione del problema. Spesso il problema sorge a fine rapporto di lavoro, nel momento in cui il lavoratore esce perché è espulso, perché ha avuto un problema, esce da quell'impianto, e allora si rivolge a noi portandoci tutte le problematiche che ha avuto, e spesso è troppo tardi. Cioè, è utile all'emersione del problema, ma a quella persona là rischiamo di non essere stati in grado di dargli un aiuto al momento che aveva effettivamente bisogno. Noi abbiamo visto, mentre stavamo parlando, il volantino con la festa dei lavoratori. L'invito, Sara, è comunque quello, sì, di fare insomma il picnic del 1° maggio, ma insomma sarebbe importante anche essere in piazza e manifestare e sentire anche interventi importanti di esponenti importanti dei sindacati. Sì, io capisco un po' la rassegnazione, nel senso che siamo ben consapevoli della situazione. Oggi ci sono tante cose nella quotidianità delle persone che uno dice, allora c'ho il mio lavoro, c'ho magari, nel caso dei pensionati, i nipoti da gestire, perché magari i genitori anche col lavoro che oramai è 7 su 7, con orari anche molto flessibili,
magari quei giorni che è a casa vuole anche stare con la famiglia, giustamente, cioè comprendiamo tutto, poi ci sono anche situazioni di familiari che devono assistere familiari che non stanno bene, insomma, perché non hanno appunto risposte dall'altra parte, quindi noi siamo ben consapevoli, perché poi li incrociamo veramente tutti i giorni, le persone un po' con le categorie, quindi i lavoratori, ma noi incrociamo anche la gente che arriva nei nostri servizi, che deve fare, oggi adesso sono partita anche la campagna del 730, quindi fare la dichiarazione dei redditi, cercano di recuperare un po' di risorse, dall'altra parte abbiamo il patronato con la gente che non vede l'ora di andare in pensione perché magari è stanco della sua vita lavorativa, cioè capiamo benissimo, abbiamo veramente un osservatorio di 360 gradi, però ribadisco un concetto che sembra un po' un ripeterlo, perché quando noi parliamo della storia, anche la storia della CGIL, dell'organizzazione insomma che rappresentiamo, uno dice la forza è stato il collettivo, la forza è stato l'insieme delle persone che si sono messe assieme, che hanno provato a portare un messaggio diverso e a difendersi. Cioè è vero, e oggi più che mai è necessario perché, un po' lo diceva Sebastiano, in quello che succede nella logistica, ma succede anche dalle altre parti, c'è un individualismo che, cioè la persona che deve affrontare la situazione perché è da sola e la deve affrontare, non riuscirà mai a vincerla in un mondo e in uno Stato, l'Italia, che ti mette di fronte ogni giorno il fatto compiuto che sei la parte debole di quella trattativa, di quella contrattazione. Quindi io decido che tu domani, invece di fare 6 ore continuate dentro il lavoro del supermercato che fai, mi fai 4 ore, vai a casa 2 ore e poi mi ritorni per farne 2. Succede oggi nei supermercati, nel commercio, succede anche nei trasporti. Cioè oramai uno deve mettere la sua vita a disposizione di quella che è l'esigenza fuori. Per quello il 1° maggio è importante per questo messaggio, perché dare dignità al lavoro che facciamo vuol dire anche scendere in piazza, in una piazza che è rumorosa, che è tanto frequentata perché scendiamo spesso in piazza, però che ha dei significati e non si può sempre aspettare che siano gli altri a riempire quella piazza. A volte bisogna prendersi quelle 3 ore e capire che non è tempo buttato, ma è dare un segnale e soprattutto pretendere un cambiamento in una società che oggi lo pretende da noi col cambiamento, perché ci sollecita ogni giorno a cambiare, solo che a cambiare come vogliono loro, e cioè nella direzione sbagliata rispetto a quelle che sarebbero le esigenze nostre. E insomma, Sara lo ha sottolineato, si scende in piazza perché si manifesta, si parla, si riflette su un argomento che riguarda tutti noi, insomma riguarda il lavoro, il diritto al lavoro, la dignità di lavorare, ed è un diritto di tutti, ecco, quindi... Sì, e poi passiamoci anche il termine, la mia generazione lavorerà per tutta una vita, nel senso che... Non tocchiamo le stesse pensioni. Non è che si parla di lavorare un tot di anni e poi lo sappiamo benissimo che il fenomeno, soprattutto delle generazioni da me, ma adesso io mi passo sempre per giovane, in realtà proprio non lo sono, però quelli dietro di me hanno 40 anni, 42 anni, oggi sono 42,10, per le donne 41,10, però con la prospettiva di andare su. Voi vi rendete conto questa cosa, come impatta sulla vita delle persone? Cioè, c'è chi non arriva. Sì, c'è chi, io capisco quelli che arrivano oggi e che non vedono l'ora di andare in pensione, e mi viene da dire che loro il mondo del lavoro l'hanno anche vissuto, costruito e quant'altro, quindi insomma c'è tanto da fare. Ecco. Io spero veramente che le persone capiscano il significato, non è tempo buttato. È come quando uno va fuori e la sera ha bisogno di distrarsi e decide di fare una cena con gli amici. Lo fa perché ne ha la necessità. Noi abbiamo la necessità di portare in quella piazza i lavoratori e le lavoratrici, non per far festa e per ascoltare i soliti, adesso Landini mi chiamerà domani mattina, i soliti nazionali che hanno le grandi soluzioni, ma a noi ci serve quella piazza per creare un collettivo che ha bisogno di sostegno, e a volte abbiamo bisogno anche di parlare con
con un altro lavoratore, un'altra lavoratrice per renderci conto che non è solo un nostro problema, ma è un problema collettivo, insomma. Perché io ho visto, magari se lo rifacciamo vedere il volantino, dove si parla di contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia, che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale. Sì, lo dicevamo anche prima, l'intelligenza artificiale impatta nelle nostre vite, nella quotidianità ormai. Cioè chi di noi non ha un telefonino, non ha un computer, oggi addirittura anche, poi magari ci regoliamo anche, agganciamo sul discorso sanità pubblica. Oggi anche le visite devi prenotartele, cioè è vero che c'è chi telefona, chi va lì al CUP, però tanti se le prenotano anche online, tanti scaricano i dati col proprio SPID, cioè ormai siamo quotidianamente sollecitati dall'intelligenza artificiale. Io lo vedo a casa. Mia mamma ha imparato a usare un telefonino a 70 anni, cioè ormai lo devi saper utilizzare questo strumento per anche la tua vita sociale, oltre che per le esigenze che ti impongono. Quindi in realtà il cambiamento, ripeto, può essere governato e deve essere governato da una politica che metta quello strumento a servizio delle persone. Noi non possiamo diventare schiavi dell'intelligenza artificiale e non possiamo, oltre a essere schiavi, pensare che siccome quella è la direzione dobbiamo andare tutti in quella direzione. L'intelligenza artificiale deve aiutarci nel nostro lavoro, deve renderci più semplici le nostre attività. Certi lavori che una volta uno faceva fisicamente, oggi probabilmente li fanno i macchinari, quindi fisicamente stiamo meglio, però proprio perché questi strumenti vengono messi a disposizione devono essere governati, perché devono andare a tutela delle persone e non a correre dietro a un'esigenza di mondo capitalista che ci chiede produttività maggiore, flessibilità maggiore e anche rinunciare alla nostra vita. Un po' i giovani su questa cosa loro l'hanno un po' capita, che ci vuole un equilibrio nella loro vita e la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro deve essere più regolare, tanto che se rifiutano certi contratti è perché mettono se stessi davanti. Anche su questa cosa qua dobbiamo ragionarci, dobbiamo governare il cambiamento nell'ottica dell'interesse delle persone. Fra l'altro poi torneremo a parlare il 1° maggio della sanità e tutto, c'era stato hanno fatto i ragazzi un TG sicurezza che andrà in onda poi sulle varie emittenti, sulle nostre emittenti da domani, che mette proprio a confronto giovanissimi con un tema che è quello della sicurezza, che è importantissimo, la sicurezza sul lavoro, la sicurezza domestica, la sicurezza stradale, insomma, che è cioè il sapere che adesso insomma anche i ragazzini parlano di questo. Ma noi abbiamo grandi aspettative come CGIL nelle nuove generazioni, perché sono molto attenti all'ambiente, sono molto attenti, l'abbiamo visto, alla guerra della Palestina. Molti giovani sono scesi in piazza insieme con la CGIL, sono molto attenti a non essere strumentalizzati da vari soggetti che forse li hanno cavalcati anche per anni, pensando di interpretare quello che è il pensiero giovanile. Insomma, io credo che loro possano ragionare e noi dobbiamo ascoltarli per poter ragionare assieme a loro su quello che sarà il futuro dell'Italia, ma non solo dell'Italia, un po' in generale, perché oggi molte cose le decide l'Italia, ma molte altre gliele impongono un po' quello che succede in Europa, succede nel mondo. La cosa, anche qui, l'importante è governarla nella direzione giusta. Anche tutto sto entusiasmo, sta cosa deve essere nell'ottica comunque di mettersi in gioco per un futuro collettivo, perché oggi c'è un altro messaggio che passa, fortunatamente non in tutti i giovani, di fare i soldi facili. Allora, io penso che i soldi facili siano difficili da fare a prescindere. E se il soldo facile è nel fregare il prossimo, io credo che sia una modalità sbagliata. Non è i soldi che fa grande la persona, adesso mi daranno della vecchietta, non sono i soldi che fanno grandi le persone, è la qualità delle persone, dei sentimenti,
degli ideali anche e di quelle che è la disponibilità di mettersi al servizio di una società migliore. Questo fa grande il mondo, fa grande la persona e soprattutto dà molte più soddisfazioni rispetto che avere le tasche piene, secondo me. Ecco, e torniamo a parlare anche allora abbiamo parlato di appalti ma anche di sanità, un altro tema insomma è tanto caro ai cittadini. Sì, la sanità. Ci sono delle proposte. Ci sono anche qui delle proposte. Prendiamo il contenitore intero. La sanità è dettato dal fatto dei servizi che vengono erogati, ok? E quindi quelli che rispondono, i servizi che servono ai cittadini, e dall'altra parte il personale che eroga quel servizio. Noi sappiamo che ad oggi l'Italia destina un 6,3% di PIL sul servizio sanitario nazionale, che poi quando noi sentiamo la Meloni che ogni anno, fine anno, ci propina la presentazione della legge di bilancio, ti dice ho messo più risorse. È vero di fatto, a livello di quantità, è vero che magari c'è stato, l'anno scorso era un 6,1%, quest'anno un 6,3%. Però il problema è che quelle risorse sono state messe in più, e qua tutte le persone, anche quelli a casa, lo sanno, non compensano quelle che sono le spese che io ho sostenuto in più. Perché come noi a casa abbiamo le bollette che sono cresciute, negli ospedali le bollette sono cresciute, il costo delle materie prime sono cresciute, cioè è trasversale quella cosa, è cresciuta per tutto, è cresciuta per il lavoratore, è cresciuta per l'impresa, è cresciuta anche per i servizi pubblici. Ricordiamoci solo che magari incide di più su quelli più poveri e un po' meno su quelli più ricchi, ma in realtà è cresciuto un po' per tutto le spese, le bollette, il costo della vita in generale. Noi siamo un 6,3% rispetto a un'altra Europa che va attorno al 6,9, 7,1, in alcuni paesi abbiamo anche 7,1% del PIL interno loro. Quindi vuol dire che c'è un gap, quel gap lì sono 40 miliardi, che non sono pochi. 40 miliardi che servono appunto per cosa? A nostro avviso, per assumere personale, perché noi abbiamo medici, abbiamo infermieri, abbiamo OS che si stanno spostando dal servizio sanitario, non anche per questioni economiche, ma principalmente per questioni di vita, perché sono in pochi e devono fare un sacco di cose. Quindi se implementiamo il personale noi potremo garantire un miglior lavoro a quelle persone che magari rimarrebbero nel servizio pubblico. Quindi un incentivo ad assumere più persone, ad avere più gente, ad avere più formazione, ad avere più attenzione. Se noi abbiamo più persone, più personale, riusciamo a erogare maggiori servizi. E quindi magari erogando maggiori servizi anche con investimenti nella tecnologia che noi sappiamo che sta galoppando soprattutto nel sanitario, perché cioè, diciamoci, l'intelligenza artificiale fanno le bombe in giro per il mondo ma fanno anche i macchinari, nel senso dovrebbero concentrarsi forse più sui macchinari nella sanità che sull'altro aspetto, di là prendono più soldi secondo me, però c'è quella partita lì e in quella partita lì i servizi potrebbero essere più a vantaggio dei cittadini che si rivolgono all'ospedale, perché noi lo sappiamo e soprattutto qua a Treviso, non è che uno si alza la mattina e dice vado a farmi un giro al pronto soccorso, cioè se va al pronto soccorso è perché sta male, se poi arriva lì, trova un casino di gente, lo mandano a casa non perché non sono bravi, ma perché magari non c'è un'emergenza e gli dicono devi farti questa visita, questa visita, questa visita, uno è un po' preso dall'ansia perché è stato male e la visita gliela calendarizzano tra 6 mesi. Cosa fa un cittadino normale che ha cura giustamente della sua salute? Va da un privato. Certo. Oggi noi abbiamo una spesa sanitaria pubblica che va dirottata nel privato e i dati dell'osservatorio della CGIL di Treviso che abbiamo estrapolato, che ha estrapolato lo SPI qualche mese fa, ci dice che sta crescendo quella spesa sulla sanità privata. Cioè il pubblico sta pagando di più la sanità privata per erogare un servizio che dovrebbero erogare loro. C'è una fuga un po' dei cittadini dal pubblico verso il privato. Più c'è una fuga di dipendenti pubblici che vanno al privato perché vivono meglio fondamentalmente. E chi li biasima, cioè lo faremo tutti noi alla stessa, in pari modo. Quindi in realtà in questo meccanismo qua noi diciamo le risorse devono essere riportate, alziamo il livello di risorse, portiamoci anche all'investimento di spesa che fanno gli altri paesi in Europa. Quelle risorse come vanno utilizzate? Vanno investite nel personale, nella formazione, nella sicurezza dei personali. C'è un problema anche di sicurezza oggi negli ospedali.
perché poi tanta gente che arriva aggredisce anche il personale sanitario, perché è gente disperata, è gente che ha esigenze, è gente che magari arriva anche arrabbiata perché nel frattempo sono ore e ore che aspetta, piuttosto che è gente che magari sa che è in pericolo per la propria salute e non trova risposte nei servizi. Quindi le risorse servono per il personale e servono per erogare i servizi. Questa fondamentalmente è una delle proposte che c'è nella legge, che sembra una proposta politica, perché uno dice perché fate la proposta di legge e la scrivi? Basterebbe che ci siano più risorse investite dai governi nelle leggi di bilancio. No, perché poi bisogna anche decidere come gestirle quelle risorse, ed è lì che interviene la proposta di legge, nelle modalità in cui queste risorse vanno poi ottimizzate nel servizio sanitario pubblico. Quindi spieghiamo bene, allora la proposta è quella di... Cioè la proposta è quella di, da una parte delle risorse, incrementare quel personale che ad oggi è in emorragia. Noi abbiamo anche i dati qui di Treviso, mancano medici, ma mancano anche medici di base, in alcuni paesi non ci sono. Qualcuno magari non telefona oggi, però lo sa benissimo che il suo medico di base è andato in pensione e l'hanno spostato in un altro comune. Ora, abbiamo tutte le macchine e riusciamo a spostarci, magari gli anziani no, che non riescono a spostarsi, è difficile andare in un altro comune, devono avere un figlio, una figlia, un amico, un vicino che li porta e quindi hanno anche il disagio di spostarsi. Poi sappiamo benissimo, e mi permetto anche di fare questo inciso, che tanti anziani, per non arrecare problemi agli altri, non si curano e quindi rinunciano ad andare. E c'è anche la partita delle persone che non si curano perché magari finanziariamente cominciano ad avere problemi. Perché poi magari uno dice, io ho ottenuto le mie risorse, ma ho i figli che sono in difficoltà, ho altre emergenze. Nelle emergenze uno dice, finché sto bene cerco di andare avanti. Poi in realtà nell'andare avanti uno rischia che, non avendola presa per tempo, rischia che la malattia nel frattempo è diventata qualcos'altro. Purtroppo è anche questo è un disagio sociale, perché uno si sente di peso nella società, quando una società dovrebbe dirgli, dopo una vita che hai lavorato per me, ti dovrai mettere nelle condizioni di goderti la tua vecchiaia. Decidi di godertela con i nipoti perché ce li hai 7 giorni su 7, però tanti nonni lo fanno volentieri, insomma, o decidi invece di fare dei viaggi, è giusto che tu abbia la tua, anche qui è dignità, parliamo di dignità di queste persone. Quindi in realtà la proposta, ritornando indietro, perché poi adesso sto collegando anche un sacco di cose, la proposta è proprio quella, da una parte aumentiamo il personale, dall'altra parte cerchiamo di dare più delle risposte. Io non so se abbiamo una telefonata. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Lei chiama da dove? Da Castelfranco. Castelfranco, signor? Sì. Bruno. Bruno, dica. Volevo chiedere, perché succede queste cose un po' strane nella sanità? Che uno per prenotare una visita, oltre a farlo aspettare 6 mesi, poi viene dirottato da Castelfranco, viene dirottato a Oderzo o a Treviso, e quelli da Treviso vengono dirottati da questa parte. Chi controlla il lavoro dei CUP? Sì, è un po' il problema. Il signor Bruno è uno dei tanti casi che dicevamo prima, da una parte le liste d'attesa, dall'altra parte l'efficientamento che si sta trovando, nel senso che io capisco anche il ragionamento che è stato fatto anche dalla ASL di Treviso, di trasversalmente negli ospedali tentare di specializzare un ospedale su alcune cose, un altro su altre, per ottimizzare il servizio. Ma il problema è che il servizio manca, non arriva direttamente alle persone, perché c'è un problema di fondo, che ci sono più richieste rispetto a quelle che riesce a governare e a garantire, ed è sempre legato all'altro aspetto, al fatto che non c'è abbastanza personale per erogare quella che è la necessità, il fabbisogno del nostro territorio. E ricordiamoci una cosa, incide anche il fatto che anagraficamente ci stiamo... Cioè noi demograficamente stiamo salendo,
in un inverno, lo chiamiamo il rigido inverno, nel senso che la popolazione sta invecchiando, adesso non ce l'abbiano gli ascoltatori a casa, però è ovvio che se uno invecchia e non è stata fatta la prevenzione, perché questa sanità interviene, la sanità pubblica interviene principalmente nell'emergenza, nel senso tu stai male, io ti curo, sono bravissimi poi a fare questa cosa, uno sta male, fanno l'intervento, li curano. Però se noi facessimo un'attività di prevenzione migliore, forse le persone arrivano a una certa età con meno disagi fisici o quant'altro. Certo. Quindi anche lì l'altra proposta che c'è dentro la legge è quella di fare attività di prevenzione all'interno della sanità pubblica, certo, che in realtà stiamo vedendo che si sta subappaltando, anche in questo caso per scelta politica e per scelta di risorse, si sta subappaltando al privato. certo. Perché oggi chi è che va a fare i raggi? Cioè, a parte le risonanze magnetiche che costano, ma raggi o visite specialistiche uno va a farle principalmente nel privato, Certo. perché non trova disponibilità nel pubblico se non in tempi lunghi. Noi siamo arrivati praticamente alla fine, vogliamo ricordarlo, visto che siamo qui per parlare anche del 1° maggio. 1° maggio, Sara, a che ora, dove? 1° maggio, ore 10, Piazza Marghera, ci possiamo arrivare in treno, comodamente da Treviso, possiamo arrivarci in auto, ci sono anche dei pullman organizzati, principalmente per i pensionati, ma non vi do grande speranza perché sono abbastanza affollati. Però insomma, il 1° maggio in Piazza Marghera, lavoro dignitoso e soprattutto persone dignitose su quella piazza. Grazie, io ringrazio davvero Sara Pasqualin per essere stata con noi, ringrazio anche Sebastiano De Zanchi. Grazie. Che ci ha parlato insomma della logistica, altro settore importante di cui si dovrebbe parlare forse anche di più. Grazie davvero, grazie. L'appuntamento invece per la prima edizione per domani, grazie per averci seguito, ringrazio anche i registi Marco Galiazzo e Alberto Pivetta. Arrivederci.